Questa trasmissione è offerta da M. Orsella Case Prefabbricate. Un buon pomeriggio da Piazza Libertà. Non è ancora iniziata la fase inaugurale dell'edizione 2022 di Friuli Doc, l'edizione 2022 di Friuli Doc, e abbiamo qui l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franzi. Ci siamo. Sì, è un grande momento e siamo soddisfatti perché dopo tanto febbrile lavoro, anche oggi muovendomi per le vie, per la piazza della città, ho visto veramente una grande intensità, una grande passione da tutti gli operatori che sono i veri protagonisti poi di questa manifestazione, e quindi il fatto che anche il sole ci arrida e che possiamo fare l'inaugurazione, questo è un altro lato positivo. Ecco, io penso che oggi da questa manifestazione, da questo evento, ci saranno segnali positivi anche di ripartenza per Udine, per la città, per l'intero nostro territorio, proprio perché vedo che c'è un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, e senza dimenticarsi poi di tutti gli aspetti anche identitari e culturali che sono dietro a questa manifestazione, perché c'è un grande lavoro dell'associazionismo, un grande lavoro del volontariato, e devo solo ringraziare tutti. La presenza poi di tantissime autorità oggi qua, perché non solo dal Parlamento nazionale, dalla Regione, ma anche tantissimi imprenditori, la testimonianza di quanto sia atteso questo evento. Dopo 2 anni comunque complicati e difficili legati al Covid, finalmente avremo una bella edizione di Friuli Doc, e come dice il logo della manifestazione, Udine ti invita a festeggiare il gusto di stare assieme, abbiamo bisogno di socialità. Ecco, senta Franz, questa è finalmente un'edizione libera. Sì. Ecco, questo appunto nel nostro motto l'abbiamo voluto scrivere, proprio per sottolineare l'importanza. Già tutti gli eventi che sono svolti quest'estate, moltissime saghe hanno avuto un grande successo perché c'è questa voglia di stare all'aria aperta in sicurezza, anche se resta il paradigma della nostra manifestazione, il format che noi abbiamo creato 2 anni fa, che coniuga Friuli Doc assieme a Udine sotto le stelle, dove sono protagoniste le osterie della città, i ristoranti della città, i bar della città, e soprattutto il fatto di stare all'aria aperta, e quindi che resti una manifestazione elegante, ordinata e sicura, perché vogliamo che queste siano le caratteristiche di questo evento, che però vogliamo sia caratterizzato anche da una continuità fra quella che è la tradizione, perché qua parliamo delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione ed artigianali, e quella che è anche l'innovazione, come è stato ieri fatto un importante convegno sul tema che va applicata, e sempre perseguendo anche il tema della sostenibilità, al quale dobbiamo sempre guardare, tant'è vero che tutte le tovaglie e le posate saranno compostabili. Ecco, per che cosa vuole che rimanga ben impressa questa edizione di Friuli Doc? Ma io penso, come dicevo, per un ritorno un po' alla normalità, la voglia di stare assieme e soprattutto la voglia di rifare, di riprendere un po' quella che è la normalità anche per quanto riguarda le attività economiche, perché noi sappiamo comunque che ci aspetta un autunno complicato a causa delle vicende internazionali, e soprattutto faccio riferimento al costo del gas, all'energia, quindi c'è molta preoccupazione. Ecco, io voglio che da Friuli Doc partano invece dei messaggi positivi, di entusiasmo, di voglia di fare, perché io penso che come sempre il popolo friulano italiano sa trarre dalle situazioni più difficili quelle che sono le sue caratteristiche principali, questa fantasia, questa creatività, questa voglia di fare, che ci permettono di uscire anche dalle situazioni più complicate. Non è un caso che assieme a Snidero prima abbiamo fatto delle interviste, abbiamo incrociato particolarmente un numero particolare di stranieri, e alcuni baresi appositamente venuti qui per Friuli Doc. Beh, noi già l'anno scorso avevamo fatto una grande campagna promozionale fuori dai confini regionali e nazionali. Ecco, l'anno scorso in parte era stata vanificata proprio dalle restrizioni legate all'emergenza Covid, quest'anno non ci sono tutte queste restrizioni qua, e quindi ci aspettiamo flussi turistici importanti da fuori regione, e oggi ci sarà la presenza anche degli amministratori delle città di Graz e di Villaco, oltre che anche di molte comunità slovene, ecco, proprio per la testimonianza del carattere internazionale di questa manifestazione e della vicinanza che noi che vogliamo avere con i nostri vicini di casa, con i popoli con i quali abbiamo sempre lavorato.
Grazie all'assessore ai grandi eventi, ma ci rivedremo perché stasera saremo nuovamente in diretta dalle 21, quindi ti invito già a fare un passaggio. Io, mentre il nostro Snidero fa un passaggio appunto sull'area dove appunto fra poco ci sarà l'inaugurazione di Friuli Doc, io vado dal vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini, che è sceso dalla montagna appositamente per questo evento. È proprio detto bene, perché ci sono degli stand importanti sia del Tarvisiano sia della Carnia, quindi la montagna a Friuli Doc sempre presente. Oggi poi ci tenevo a essere presente all'inaugurazione, dopo fare un giro degli stand. Invito anche Telefriuli a fare un bel giro per gli stand per vedere tutto quello che offre il Friuli nel mondo, io dico sempre. Spero che queste iniziative, anzi sono convinto che siano necessarie e poi indispensabili, soprattutto per far conoscere la regione ai non abitanti della nostra regione, appunto, e quindi farlo girare, farlo conoscere di fuori dei confini regionali. La Val Canale c'è. La Val Canale c'è col Tarvisiano, penso che siano nella zona dietro le mie spalle, sempre in questo bellissimo evento. Propongono i cibi tipici, scusa che mangio le parole oggi, del territorio della Val Canale, ma soprattutto anche la Carnia da quest'altro lato, quindi devo dire siamo presenti con forza. Ecco, prima sentendo una guida turistica diceva appunto questo è un ottimo volano per il turismo. Allora, io sono convinto che l'enogastronomia oggi le persone la scelgono, prima vanno a mangiare nei ristoranti del nostro territorio, poi vanno anche nel territorio, ma è un biglietto da visita così importante per la nostra regione e la facciamo conoscere in questo modo qua. Per esempio i cibi tipici della montagna, ma anche i vini del Friuli, sono dei vini importanti conosciuti nel mondo, o per esempio anche il tiramisù che nasce in Friuli, che va sempre più reso famoso da questo punto di vista qua. Abbiamo tante peculiarità da far conoscere. Grazie. Grazie e buon divertimento anche a voi. Grazie. Allora io approfitto dell'occasione e ci provo. La Bertarelli è pronta per la fase inaugurale? Siamo in diretta? Prontissima, certo, come potrei non esserlo per la mia Udine. Buonasera a tutti. Sei emozionata? Sono molto emozionata perché la mia città, ho portato tutta la famiglia tra l'altro perché è un evento nell'evento che per me rappresenta un momento in cui potrò esprimere davvero tutto il mio amore per la mia città, la mia bellissima città che per fortuna grazie al lavoro di molti, dell'amministrazione, di Promoturismo ma anche degli operatori stessi, ricordiamo che loro sono i primi protagonisti del prodotto tra virgolette turistico, sta riuscendo ad avere rilevanza a livello internazionale e quindi Friuli Doc suggella questo momento così importante in un anno così importante. Senti, tu sali sul palco e dici la mia città, pensi però sempre alla tua Sappada. Ma sai che c'è un gemellaggio Sappada-Udine, che l'abete del Natale di 3 anni fa arrivava proprio da Sappada e poi comunque non è che si cancellano, Daniele, le origini, perciò insomma la parte udinese che c'è in me rimarrà sempre indelebile. Quando si inizia? Fra poco? Fra una decina di minuti e come vogliamo ribadire, Daniele, no? Che l'amministrazione, gli operatori o Friuli Doc hanno portato veramente bene anche quest'anno. Non era prevista allerta gialla oggi? E non è gialla, per fortuna. C'è un cielo celeste come poche volte, un cielo settembrino stupendo. Grazie e buona presentazione. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, noi andiamo avanti, caro Francesco, vediamo se riusciamo ad avvicinare Fabrizio Nonis. Fabrizio, siamo in diretta, scusa l'irruenza. Allora, dal punto di vista enogastronomico, questa festa, questa fiera, come si colloca? Ma guarda, io credo che abbiano cercato di dare una svolta in questi ultimi anni, perché spesso veniva criticata perché dicevano che c'era tanto marasma, no? Io però, dovuto probabilmente anche al fatto di quello che c'è stato, è stata una selezione naturale. Io l'anno scorso ho visto che già si erano concentrate una serie di opportunità gastronomiche ben precise, ben coordinate, ben identificate anche. Forse finalmente Friuli Doc ha preso una svolta più qualificante per quelli che sono i prodotti, i produttori, i professionisti del settore enogastronomico e sta diventando sempre più probabilmente un salotto dove inevitabilmente ci sarà un po' anche di contesa, no? Però c'è anche una parte elitaria che non vuol dire essere snob o nobile, vuol dire essere popolare, vuol dire essere di qualità, vuol dire identificativa di quelle che sono le grandi conquiste anche gastronomiche che il Friuli Venezia Giulia ha. Senti, tu hai visto nascere questa festa,
c'è stata una bella metamorfosi. Assolutamente sì, è partita in un modo, si è sviluppata in un'altra e adesso sta prendendo un'altra inclinazione. E grande merito va sicuramente agli organizzatori, tutti, a prescindere, tutti veramente molto bravi, e anche i componenti che ne fanno comunque parte, perché poi i rappresentanti anche dell'enogastronomia vengono qui convinti che sia un momento qualificante per rappresentare i loro prodotti, la loro fatica, il loro mestiere e soprattutto per rappresentare il Friuli Venezia Giulia, che attraverso questa manifestazione è identificato un po' anche in tutto il nord-est. Senti, la cucina in TV ha aiutato o no? Secondo me ha aiutato in tantissime cose, come tutte le cose, mezzo bicchiere pieno, mezzo bicchiere vuoto, e non ha aiutato in altre in cui spesso e volentieri si pensa che la cucina, fare lo chef, fare questo mestiere sia facile. È tutt'altro che facile, impegnativo e gratificante, ma non è una passeggiata, non è paillette, è fatica, ricerca, attenzione, documentarsi, fare esperienza. Però sicuramente con la televisione sono cambiati tanti criteri, bisogna saper dare messaggi giusti, dove ogni mestiere, soprattutto in cucina, è importante prenderlo per amore, per passione e non perché va di moda. Fabrizio Nonis quando si potrà apprezzare a Friuli Doc? Ma guarda, già mi hanno invitato quest'anno, io li ringrazio, domani ci sarà un evento importante dove lancerò il mio primo step di un percorso importante a livello nazionale che si chiama Star Cooking Young Challenge, perché porterò qui degli chef giovani. Ho scelto di fare un percorso per valorizzare tutti quegli chef che hanno dei grandi chef davanti e quindi non riescono magari a ricavarsi dello spazio. La mia intenzione è lanciare tutta una serie di chef sotto i 35 anni a livello nazionale e internazionale finché possono dire la loro opinione, la loro visione, il loro concetto etico e possono rappresentare la futura cucina nei prossimi 10 anni. Domani c'è la prima tappa proprio a Friuli Doc, ringrazio l'organizzazione che mi ha concesso questa opportunità e spero che sia un inizio di un percorso molto lungo. Grazie a tutti, ciao Daniele. Grazie Fabrizio. Io volevo, vediamo se riusciamo, buonasera, vediamo se riusciamo a scendere, quindi vedete che ci sono tante autorità, vediamo se riusciamo a raggiungere l'assessore Bini, però prima, Rettore, siamo in diretta, posso veramente 2 domande? Generale, buongiorno. Rettore, allora, lei non fa mai mancare la sua presenza, è un evento importante per Udine e non solo. Sì, no, beh, è un evento della città, noi viviamo la città, l'università la vive, la città come sapete la pervade e poi è un evento a cui noi diamo sempre anche il contributo per quanto è nostra naturalmente competenza, con i nostri docenti, ricercatori intervengono diciamo, anche nell'attività divulgativa. Poi non dimentichiamo che io insomma un piccolo anche personale come dire, interesse, diciamo tra virgolette, ce l'ho visto che io mi occupo di agroalimentare, insomma mi occupavo prima di fare il rettore. E poi è un evento in cui anche la città si mostra, si rende come dire, disponibile ad essere scoperta, che credo che questo sia una cosa molto importante. Senta, la prima cosa che andrà a degustare a Friuli Doc, Rettore? Non lo so, io credo che intanto farò come sempre un giro esplorativo per i vari stand per cercare di capire bene come è organizzata, quali sono le novità e le consuetudini. E poi insomma io sono un veneto trapiantato in Friuli, quindi per me il vino conta. Rettore, lei è, se dovesse dare un suggerimento, bianco, il mosso? Allora, sì, bollicine credo che se ne siano viste anche troppe. I bianchi qui sono straordinari, io sono un appassionato di bianco. Però qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Allora, per fare una scelta come si deve, assaggiamoli tutti. Grazie. Con moderazione. Con moderazione, grazie Rettore, grazie, saluto anche Sone De Marchi. Presidente Zanin, puntualissimo. Come sempre. È un momento insomma di grande felicità, dobbiamo dirlo, perché quando parte un'iniziativa come Friuli Doc è un'iniziativa identitaria del nostro Friuli, non solo della città di Udine ma di tutto il Friuli, perché qui abbiamo le Proloco, abbiamo la promozione dei prodotti enogastronomici, abbiamo la cultura, le iniziative popolari, quindi insomma c'è il vero Friuli che qui batte, il cuore del vero Friuli batte qui a Friuli Doc, e dobbiamo dirlo perché insomma credo che promuovere anche come regione iniziative di questo tipo non hanno solo come obiettivo l'immediato
ritorno turistico piuttosto che culturale, ma secondo me va anche usata questa iniziativa come un messaggio per le giovani generazioni, cioè dobbiamo dire anche ai giovani, alle scuole, a coloro che insomma saranno i cittadini friulani del domani, che attraverso la consuetudine e l'adesione e la partecipazione a eventi come questi vuol dire legarsi profondamente con le proprie radici, con i propri nonni, con le proprie tradizioni, e quindi se loro tengono salde queste, pur essendo proiettati come devono essere al futuro, al mondo, però ecco, lo fanno avendo un riferimento importante, quindi non essendo come banderuole di ogni evento, ma sanno dove sono in Friuli, sono in una grande terra, hanno una grande capacità, possono rappresentare realmente i giovani per la nostra regione, un'occasione sulla quale non solo puntare, ma sulla quale anche poter essere fiduciosi per un futuro migliore. Grazie al Presidente del Consiglio regionale, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui in diretta dall'inaugurazione di Friuli Doc. A tra poco. Dalla Piazza Libertà, dove fra pochi minuti ci sarà il taglio dell'edizione 2022 di Friuli Doc. Presidente Benedetti, buonasera a lei, c'è tanta curiosità attorno a questo evento. Beh, l'evento annuale del fare friulano, di conseguenza, curiosità, penso anche ci sia una voglia di vicinanza, di stare insieme, e stare insieme ogni tanto dà anche sicurezza, no? Fa parte di una squadra, di un team, di un paese, di una società, poi allietato da un buon bicchiere di vino con i prosciutti eccetera, è un buon evento, ecco, diciamo. In un momento così complicato e impegnativo, questo è anche un modo un po' per rilassarci, no? Sì, un modo per rilassarsi, ma sarebbe meglio impegnarsi, perché il momento è impegnativo. È impegnativo. Lei lo definisce impegnativo. Lei parlava prima di un detto buddista, me lo può ripetere? Com'era? Mi è piaciuto tanto. Il concetto buddista? A parte che di buddismo ci sono parecchie strade, così le chiamano. Una delle strade è che nella vita siamo soggetti a molti desideri di tutti i tipi. I desideri normalmente vanno e vengono e sono in progress, e possono causare delle sofferenze, quindi più desideri, più sofferenze e più numero di vite per rimediare a questa esagerazione di desiderio. Più aumenta il numero di vite e più ci si allontana dalla illuminazione, dalla pace eterna, dalla neutralità nell'infinito. Amen. Senta Presidente, così le faccio una domanda, lei di che cosa è ghiotto? Cioè lei fa un giro per gli stand di Friuli Doc e che cosa non si fa mancare? Non mi ricordo perché sono 2 o 3 anni che non c'è. Ma la curiosità prima è vedere che tipo di fare abbiamo. E lì devo dire ci sono degli spazi di miglioramento, perché l'artigianato, come molte cose del fare, non è che abbia avuto una progressione così a occhio e croce. L'artigiano che unisce il cervello alla capacità delle mani e alla passione è un elemento raro, che è un segno non molto positivo, perché significa anche l'espressione di una cultura, di un popolo, eccetera, che un po' è nella cornice generale questo, no? Dove il fare negli ultimi 20-30 anni è stato un momentino accusato. E lì un discorso molto lungo, perché c'è tanta gente tutt'oggi che parla come distribuire, come dare, eccetera, però nessuno parla come fare, perché per distribuire prima bisogna fare, e fare con valore aggiunto è tutta un'altra cosa. Quindi è un momento di decadenza che va ripreso in positivo, se possibile, per non andare incontro a una situazione di deterioramento del welfare medio, che poi quando si parla di welfare medio sono come i polli di Trilussa, mangiamo un pollo e mezzo cada uno, qualcuno ne mangia 4, qualcuno ne mangia 0. Presidente, grazie e buona inaugurazione. Grazie a voi.
e arrivederci. Stia bene. Ringraziamo il Presidente Benedetti. Io volevo andare, dopo andiamo a fare, perché ha intervistato anche da altri, è arrivato anche il Presidente della Giunta regionale Federica, attendiamo che termini e poi lo avvicineremo. Vorrei andare un attimo dall'assessore Bini e poi spero di avere qui il Presidente Federica che è arrivato pochi istanti fa. Assessore, ci siamo, è una edizione libera senza nessun tipo di restrizione. E soprattutto l'ennesima edizione baciata dal sole, la proverbiale fortuna di Fontanini ha colpito ancora. Sì, finalmente torniamo a un'edizione libera, un'edizione tra virgolette normale, un'edizione ricca. Avremo 4 giorni di festa, 4 giorni dove Udine, ma non solo Udine, daranno il meglio di sé, enogastronomia, cultura, storia, il paesaggio, insomma tante belle cose e soprattutto ci sarà tanta gente, non solo del Friuli Venezia Giulia, non solo delle altre regioni, ma anche dei paesi contermini, quindi bel evento, grande evento. Assessore Bini, grazie, ma noi ci incroceremo ancora, vedo il Governatore Federica che ringrazio per aver atteso qualche istante. Allora, il Presidente Benedetti dica che bisogna essere ottimisti. Bisogna essere ottimisti e realisti però, quindi è chiaro che le sfide che abbiamo oggi di fronte sono difficili, stiamo vivendo una crisi internazionale che sta colpendo l'Europa intera e l'Occidente intero e non solo, anche vediamo cosa sta accadendo in altre parti del mondo, quindi dobbiamo essere ottimisti ma sapendo che dobbiamo mettere in campo tutte le misure per superare la sfida. Ecco, fino adesso le manifestazioni che abbiamo visto erano le manifestazioni della ripartenza, qua ormai è una ripartenza che è consolidata per quello che riguarda gli eventi. Per quanto riguarda gli eventi di richiamo turistico devo dire che abbiamo avuto dei numeri che non abbiamo ancora quelli ufficiali ma quest'anno hanno testimoniato il Friuli Venezia Giulia una meta di richiamo sia il mare che la montagna che le città d'arte. Oggi oltretutto l'apertura normale rispetto agli anni precedenti di Friuli Doc testimonia che le persone hanno voglia di conoscere il Friuli Venezia Giulia e le persone del Friuli Venezia Giulia di viverlo perché anche in Friuli Doc oggi troviamo persone della nostra regione ma anche persone che vengono da lontano per conoscere le tipicità culturali ed enogastronomiche del nostro territorio. Presidente, che autunno si aspetta? No, un autunno sicuramente è un autunno difficile, ma un autunno in cui se le istituzioni, insieme a tutte le categorie economiche, ho fatto oggi proprio un incontro in sede della Regione, della Presidenza della Regione, riusciranno a fare squadra e mettere in campo le misure necessarie, riusciremo anche a superare questo momento difficile con un costo dell'energia elevatissimo, con la carenza di materie prime e con tensioni internazionali evidenti. La sua è un'agenda piuttosto fitta. Ma l'ho chiesto prima al Presidente Benedetti, lo faccio anche con lei, anche per sdrammatizzare un po', il Presidente della Giunta regionale di che cosa non fa mai mancare a tavola? No, diciamo che non ho piatti fissi, però se posso dire uno dei piatti preferiti, e non è per ringraziarmi Friuli Doc, è il frico. Io vengo da una città di mare, ma il frico è uno dei piatti preferiti e poi oltretutto girando i diversi paesi friulani si scoprono frichi molto diversi fra di loro e quindi anche quella è un'esperienza. E quello che dico anche a chi viene da fuori, ho detto tu non puoi conoscere solo un frico, devi conoscere le tipicità che ci sono e le diversità che ci sono in questo magnifico territorio. Grazie Presidente, la lascio all'inaugurazione, grazie per la cortesia e quindi è arrivato Federica, quindi credo che fra pochi istanti dovrebbe iniziare la fase inaugurale, la fase solenne di questa inaugurazione di Friuli Doc, una città che si è trasformata per questo evento. Io a questo punto vado da questa signora. No, 2 parole signora, siamo in attesa, è una cosa bella, stiamo parlando di Friuli Doc. Lei da dove arriva? Da Napoli, pensa te. Appositamente? No, diciamo appositamente no, perché c'è mia figlia che vive qua. Che è già a 500 metri. Sì, bravo. Ci piace moltissimo, si trova benissimo qua a Udine e volevamo fare i complimenti al Presidente, devo dire la verità. È conosciuto anche in Campania, Federica? Sì, le mie amiche alla televisione così, che lo sentono, sì, ci piace. Ha già cominciato a assaggiare qualche cosa? Qui a Friuli Doc o non ancora? No, ora siamo appena arrivata. No, ora siamo scese da casa. Sua figlia sa cucinare pietanze tipicamente friulane o no? No.
No. Se le fa preparare, lei degusta. È bravo. No, ma le piace moltissimo, pure la bambina molto. Si trova molto molto bene. La ringrazio, grazie. Allora, buonasera, salve. Ha due secondi per me? Le chiedo, lei ha un marchio importante. Sì. Allora, le chiedo, Friuli Doc per lei cosa rappresenta? Ma rappresenta una tradizione. Io sono stato personalmente tanti anni in giro in Italia, quindi non ho potuto assistere a tutte le edizioni, anzi direi di più, non ho mai assistito alla prima giornata, quindi sono passato con grande curiosità a vedere questo, anche perché stasera con la squadra partiamo per la trasferta di Mantova, preparando poi la nostra presentazione di sabato. Quindi in bocca al lupo a tutti gli operatori di questa ennesima grande edizione, speriamo ovviamente necessariamente di rinascita. Grazie, a voi. Grazie per la disponibilità. Noi adesso, caro Snidero, saliamo ancora di qualche scalino e vorrei andare dal presidente regionale del Proloco, Walter Pezzarini. Vediamo, facciamo salire questa persona prima, vediamo se riesco ad avvicinarlo. Walter, siamo in diretta, vieni un attimo. Presidente regionale del Proloco, questo è un ulteriore segnale di ripartenza. Sì, possiamo dire dai dati che abbiamo adesso che siamo verso la fine dell'estate che quello che avevamo detto durante l'inaugurazione di Sapori Proloco, che doveva essere un'estate di ripartenza, la ripartenza c'è stata. Abbiamo avuto nei nostri eventi molta partecipazione anche rispetto ai dati del 2019. Friuli Doc parte alla grande, già stasera vediamo moltissima gente, ci sono diverse Proloco disperse in giro per la città, nelle piazze e nelle vie, con il clou come ogni anno in Castello, dove è gestito dalla Collinare. Manifestazioni che hanno avuto riscontri positivi. Io dico perché? Perché abbiamo investito sulla qualità dell'offerta enogastronomica, sulla qualità dell'organizzazione e sulla qualità anche delle proposte che vengono fatte nei programmi che ogni iniziativa, ogni Proloco porta sul territorio. Camminate, scoperte di cantine, di aziende che fanno prodotti caratteristici, un giro in bicicletta, tutto questo ha fatto sì che quest'anno si possa dire la ripartenza c'è stata ed è stata positiva. Ecco, quindi adesso c'è un calo degli eventi, no? Con l'arrivo dell'autunno. Diciamo che gli eventi si sono riorganizzati, ristrutturati e molti hanno cambiato anche data. Questo fa pensare che qualcuno abbia abbandonato, invece magari ha solo cambiato la data. È chiaro che se tu investi sulla qualità, sull'organizzazione, non sull'improvvisazione, dai continuità all'evento. E la miglior pubblicità è le persone che vengono, che si trovano bene, che degustano i prodotti e hanno voglia di tornare. Pezzarini, prima la pandemia, adesso l'aumento delle materie prime, noi vediamo i listini nelle sagre che sono inevitabilmente lievitati. E questo è un problema grosso, comincio a avere qualche dubbio, qualche preoccupazione per gli eventi che sono programmati per l'autunno, perché l'aumento delle materie prime, l'aumento dell'energia elettrica, perché ogni manifestazione farà un contratto temporaneo per il collegamento con l'Enel o con altre aziende e poi molti cucinano con il gas. Questo è veramente un problema che ci preoccupa, quindi bisogna stare attenti, bisogna fare dei preventivi molto ben definiti prima di organizzare la sicurezza. Ci sono dei costi, la pandemia ha aumentato i costi sulla sicurezza da un punto di vista sanitario, adesso ci è arrivata quest'altra botta con l'aumento di queste materie prime. Grazie al Presidente Pezzarini. Io volevo andare un attimo dal consigliere regionale Santoro. Siamo in diretta con la Santoro, ci troviamo negli eventi in giro per il Friuli e scherziamo sempre. Lei mi dice: Paroni, quale ricetta ti devo dire? Ha già fatto un giro o è troppo presto? No, è troppo presto, anche se venendo qua ho visto il nuovo allestimento di Piazza San Giacomo, dove ci sono le botteghe che vendono i prodotti tipici della nostra regione, quindi dalla cipolla di Cavasso alle lumache, e credo che sia una bella vetrina di quei prodotti di nicchia che in qualche modo fanno il loro valore dall'essere proprio l'espressione di una cultura materiale locale, ma di grande qualità. Quindi credo insomma che ci sia molto da vedere. Che cosa non si farà mancare in questa edizione?
Ma sicuramente un saluto a tutte le Proloco, a tutti gli stendisti che in questa occasione ancora una volta con i loro volontari ci aiutano a far conoscere i prodotti del nostro territorio, perché non dobbiamo dimenticarci che sicuramente a Friuli Doc ci sono le aziende, ma ci sono anche tanti volontari che, chiusi gli stand delle loro feste, vengono in città per anche una volta dimostrare quanto grande è la nostra comunità. Santoro, concludendo, abbiamo visto che ci sono, usciamo da Udine, città alla quale che a lei è molto cara, ovviamente perché ci abita. Abbiamo visto Maiano che in piena pandemia ha avuto il coraggio, pur rispettando le regole, di andare avanti lo stesso. Sì, Maiano è stato un esempio straordinario, appunto la Proloco di Maiano ha avuto una forza ed una determinazione che le ha dato ragione. Credo che i numeri di quest'anno a Maiano abbiano premiato anche questa continuità. Non dimentichiamo che se si interrompe una manifestazione non è mai facile poi ricominciarla, quindi un plauso a chi ha tenuto duro anche in questi anni così difficili per tutti. Grazie alla consigliera regionale Maria Grazia Santoro, io posso andare ancora avanti, anzi andiamo in pubblicità così poi vi trasmetteremo in diretta le fasi iniziali dell'inaugurazione. Eccoci nuovamente in diretta da Piazza Libertà, è iniziata la fase ufficiale di inaugurazione della manifestazione, adesso sta parlando l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz che sta salutando in questo momento il sindaco Fontanini che non può essere presente per motivi di salute, sappiamo che dovrebbe ritornare operativo dai primi giorni della prossima settimana e Franz in questo momento dice che gli auspici dei Fontanini portano bene perché anche questa volta sembrava dovesse arrivare un'ondata di brutto tempo e per fortuna al momento su Udine c'è qualche nuvola ma non sta piovendo, quindi almeno la fase dell'inaugurazione è in salvo. Abbiamo visto arrivare anche l'assessore alle finanze Zilli, il deputato Novelli e poi varie altre autorità e vertici delle forze dell'ordine. Quindi io adesso lascio appunto lo spazio alla voce di Franz e quindi gustiamoci questa inaugurazione di Friuli Doc qui a Udine. E poi un saluto ai tanti onorevoli che vedo qua presenti, non li posso citare tutti, ai sindaci, e cito solo il sindaco di Gorizia, di Berna, a nome degli altri sindaci e dei tanti altri amministratori locali che vedo presenti, e naturalmente ai tanti assessori e consiglieri del comune di Udine. Un grande lavoro di squadra per la realizzazione di Friuli Doc. Un ringraziamento va senz'altro ai miei uffici, innanzitutto dell'ufficio del turismo, perché veramente hanno fatto un lavoro straordinario quest'anno con 1000 difficoltà, ma soprattutto ai tanti operatori che sono i veri protagonisti di questo evento, iniziando dalle Proloco, ma poi anche ai tanti operatori della nostra città, perché Friuli Doc vuole mantenere questo format che è stato creato 2 anni fa di integrazione fra Friuli Doc e Udine sotto le stelle, dove sono protagonisti i bar e i ristoranti della nostra città. Un format che ha dato delle caratteristiche ben precise a questo evento, perché vogliamo che Friuli Doc sia una manifestazione dove vengono promosse le eccellenze dell'enogastronomia e dell'artigianato della nostra regione, ma anche che ci sia una fattiva collaborazione da parte degli operatori della città. E quindi quest'anno vedremo, proprio seguendo quello che è la nostra tradizione, le osterie friulane che saranno presenti con dei menù dedicati, con 20 partecipazioni, e anche una novità che sarà quella dei ristoranti della città che hanno preparato proprio con la loro abilità e con la loro arte delle degustazioni ad hoc per questa manifestazione. E poi l'artigianato che sarà protagonista, qua ringrazio, vedo tanti imprenditori non solo del settore artigianale ma anche delle altre categorie economiche sono protagoniste, che quest'anno nel nostro splendido salotto di via Mercato Vecchio, dopo andremo a visitare il loro stand,
con i loro laboratori artigiani, che saranno anche un esempio, un modello anche didattico sotto certi aspetti, perché è importante che venga tramandata quella che è la nostra tradizione anche nel settore artigianale anche alle future generazioni. E poi non vorrei dimenticare nessuno, ma i ringraziamenti veramente vanno soprattutto ai tanti volontari, perché come tutti i grandi eventi non si possono svolgere se non ci fosse questa grande partecipazione, questa grande passione, questo grande impegno che viene messo dal mondo del volontariato, che è indispensabile per la realizzazione di questi grandi eventi. Io chiudo ringraziando quelli che sono un po' i testimonial, quindi lo scienziato Mauro Ferrari che ci onora con la sua presenza. E poi, siccome questo sono sicuro sarà una grande edizione di Friuli Doc, sarà un'edizione della rinascita non solo di questa manifestazione, ma anche un grande segnale anche per il nostro sistema economico che parta da Udine e dalla nostra regione, devo ringraziare gli altri grandi testimonial che sono i giocatori dell'Udinese e l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sotier, e il loro rappresentante Deulofeu, perché grazie agli straordinari successi, grazie ad un avvio scoppiettante del campionato, hanno tracciato una via che noi solo siamo chiamati a seguire. Grazie e buon Friuli Doc a tutti voi. Grazie Assessore. Che ha evidenziato bene, ha posto l'accento sul fatto che Friuli Doc nasce da un lavoro di grandi sinergie, un lavoro di grandi collaborazioni che vogliono porre al centro anche di questa edizione la tradizione ma anche l'innovazione e l'eccellenza. L'eccellenza è un termine abusato di questi tempi, però effettivamente Friuli Doc proprio è un momento in cui convergono molte eccellenze. Ha già anticipato un ospite che è una nostra, ribadisco appunto il concetto eccellenza del Friuli Venezia Giulia, che ha portato il Friuli Venezia Giulia all'estero. Lui è un bioingegnere e CEO presso il centro di ricerca di Houston, e non solo, ho avuto l'onore di premiarlo nel 2018 col premio Nadal Furlan, è molto, essendo un ricercatore, molto ricercato, tutti lo vogliono perché ogni sua partecipazione è davvero una preziosa testimonianza. Il professore Mauro Ferrari, lo invitiamo sul palco per dare il suo saluto ai suoi concittadini, ai suoi corregionali. E corso da Houston per non perdersi Friuli Doc, vero professore? Che emozione, un abbraccio a tutto il Friuli, che emozione! Arrivato dietro da Texas e dalla California, ho ancora gli stivali del Texas, non ho fatto in tempo a mettermi scalpezzi. Che onore, che piacere, mi batte il cuore fortissimo. Che cosa magnifica essere in Friuli, che cosa magnifica essere friulano. Io ho vissuto più in Texas, ho vissuto più in California che in Friuli, ma non cambia niente. Quei valori, quella cultura, quel senso di friulanità che abbiamo, non importa. E tra l'altro, se vogliamo incontrare i friulani, è più facile incontrarli all'estero, ci sono 10 volte di più friulani fuori che dentro, ragazzi? Quindi siamo noi la maggioranza qua, Ma arrivando qui mi sono fermato in un paio di altri posti. Un posto dove mi sono fermato è a Roma, ai ministeri, in posti molto belli e importanti, per lavorare a un progetto. Prima di Roma mi sono fermato a Cernobbio, sapete, al forum di Ambrosetti, quello con tutti i grandi presidenti, primi ministri. Lì gli racconto un po' di cose di scienza ogni tanto, da tanti anni che ci vado. E lì ho visto. È un bel posto per vedere come cambia il mondo. I cambiamenti al mondo che stanno arrivando sono incredibili, geopolitici, culturali, tutto, centri di potere, le tecnologie, le scienze, tutte queste cose che cambiano. E il Friuli cosa deve fare in tutti questi cambiamenti? Per continuare a essere se stesso, per continuare a fare le cose magnifiche che come gente friulana abbiamo fatto per tutte queste migliaia di anni in tanti modi sempre diversi. Io credo che la cosa principale che dobbiamo fare è essere noi stessi, ricordarci delle nostre tradizioni, ricordarci della nostra identità, ricordarci dei nostri valori. Io ho avuto la fortuna che ho portato i valori che ci avevo dentro perché me li avete insegnati voi, li ho portati in giro in tutto il mondo.
E se qualcosa mi è andato bene nella vita è merito vostro che me li avete insegnati, Chiariamoci su questa cosa qua. I nostri valori sono una cosa fondamentale. Tutti i successi, piccoli, medi e grandi, che noi friulani portiamo all'estero nascono dai valori che abbiamo condiviso noi e tante generazioni prima, e non sono nessuna eccezione in questo. E come si esprime questa cultura di valori? Beh, un modo facile nei nostri prodotti, nella cosa che festeggiamo quest'oggi, i nostri prodotti che sono il nostro modo per stare insieme, per affermarci gli uni gli altri, dico bene? Oh, il vino funziona, Che emozione stare qui con tutti voi, con tutto questo vino intorno, che meraviglia! A me una volta hanno dato un premio che si chiamava Friulano Doc, che già sapete perché era Doc, cosa voleva dire. Ma io dirigevo un grande ospedale negli Stati Uniti, 27.000 dipendenti, questa cosa grande. Gli Stati Uniti sono un po' proibizionisti, no? Un po' come una volta. E arriva il capo del consiglio di amministrazione e mi dice: guarda, te c'è questa placca che ti hanno dato per Tiul, che c'è scritto Doc, e c'è la bottiglia, c'è il biglietto, c'è la cosa. Non è tanto appropriato al presidente dell'ospedale, in un posto tra l'altro molto bacchettone. E io gli ho spiegato: ma no, sai, in inglese, anche in Friuli sappiamo che in inglese doctor si abbrevia Doc, io sono Doc friulano. Ha detto: ah, sì, va bene, così è andata quella volta. Ragazzi, sta tutto nei valori. Io ci sono delle cose a cui tengo veramente tantissimo e le ho dimostrate, le ho dette in pubblico, tutte le circostanze possibili, anche dopo 40 anni dagli Stati Uniti. Il mio primo libro, l'avete forse visto, è uscito poco tempo fa da Mondadori, e c'è chi me l'ha descritto come una canzone d'amore per il Friuli. Credo che ci sia tanto di vero questo. Ho fatto un disco con la Rhythm and Blues Band di Cividale, c'è nessuno di Cividale qua. Cividale è la prima canzone che siamo reinventati un classico del blues e del rhythm and blues, ma che c'entra col Friuli, il blues e il rhythm and blues? Beh, questa canzone qua, che si chiamerebbe Ucci Cucci Man, io l'ho fatta diventare un'altra cosa che viene dal cuore e dice più o meno: I am Friuli Uli Man, everybody knows that I am here. E funziona più o meno così, Friuli Uli Man. E nel prossimo libro c'è un capitolo che si chiama Friuli Doc, e il mio maestro di blues in Texas è un signore che si chiamava Texas Johnny Boy, una leggenda della musica blues. E quando gli ho chiesto: signor Texas Johnny Boy, non mi sembra che sia tanto un nome di quelli dell'anagrafe Texas Johnny Boy, come ti chiami tu veramente? E lui mi ha detto in confidenza: sai, un nome che la gente non conosce, non capisce, ma forse te lo capirai. Io, mio bisnonno si chiamava col nome che è andato a me, Giovanni Moschioni, e di Dulassetto, anche lui di Cividale, non so cosa fanno a Cividale, ma è incredibile. Quindi tutta la mia vita, in tutte le mie espressioni, in tutto quello che ho fatto di buono, quello che non è andato bene è stata colpa mia, ma in tutte le cose fatte di buono c'è stato tantissimo di voi, e io spero di questa cultura, di queste tradizioni, di questi prodotti, in particolare il vino, e io spero che quando arriverà il giorno che magari qualcuno dovrà ricordarsi di me, che una volta così colà, mi piace il pensiero di essere ricordato come il Doc Friuli Doc di qua e Doc di là, funzionano tutti e due. Mi piacerebbe essere ricordato così, anche perché penso che il buon San Pietro, e come sapete le chiavi magiche di tutte le cose che contano, io credo che ci abbia la chiave magica che apre l'armadietto segreto dei prodotti friulani, al quale vorrei avere accesso anch'io per sempre, come deve essere. E con questo vi saluto e vi ringrazio, che il Signore vi benedica, che lo crediate oppure no, che il Signore vi aiuti, che il Signore vi accompagni e che il Signore vi ricordi quello che sappiamo tutti del Signore, che dice che Lui aiuta chi si aiuta. Quelli siamo noi, la nostra tradizione è quella di aiutarci, dico bene?
aiutiamoci che Dio ci aiuta, tiriamo sulle maniche e facciamo quello che abbiamo fatto sempre, lavorare, condividere, costruire insieme, occuparci gli uni degli altri, e una volta ci siamo tirati sulle maniche tanto vale che alziamo pure un calice. E tanti auguri a Friuli Doc! Oh no, stavo quasi per andare via, ma la cosa più importante, forse più importante di quelle che volevo dire, voglio ringraziare il signor governatore Fedriga, voglio ringraziare l'autorità di Udine nella figura del sindaco, il signor vice sindaco Piero Fontanini naturalmente, e tante altre forze in Friuli che ci stanno aiutando a coronare un sogno. Non posso promettere che verrà raggiunto l'obiettivo, ma vi posso dire che stiamo tutti lavorando con grande, tutto quello e belle parole che vengono dopo che mi sono dimenticato, con tutto il cuore e con tutto l'impegno. Io ho avuto il piacere di partecipare alla nascita e alla crescita di una grande azienda americana che si chiama Arrowhead Pharmaceutici, un'azienda che adesso vale più o meno 10 miliardi e che sta portando farmaci nuovi contro malattie incurabili in tutto il mondo. Ho l'onore di presentarvi. Io sono consigliere d'amministrazione, ero direttore scientifico, 15 anni che ci lavoro. Ho l'onore di presentarvi il nostro ospite, diritto dalla California, l'amministratore delegato, il dottor Chris Anzalone. Chris, can you get up? Ecco Chris. Perché qui Chris? Perché con questa azienda, migliaia di posti di lavoro, a me mi scoccia che non sono mai riuscito a crearne di veri, migliaia negli Stati Uniti e mai in Italia. Stiamo provando a fare una cosa, abbiamo tutti questi siti manifatturieri in giro per gli Stati Uniti e anche in giro per il mondo. È arrivato il momento che ci interessa avere un sito manifatturiero e forse un centro di ricerca, un centro di formazione in Europa. Quando è nata l'idea mi sono permesso di dire: possiamo esplorare l'ipotesi di Friuli Venezia Giulia? Siamo partiti con 11 proposte che abbiamo ricevuto e anche quella è una delle ragioni per cui ero a Roma. Da queste 11 ne sono emerse 3 considerate le super finaliste. Una di queste è il Friuli Venezia Giulia, complimenti. E siamo qua a vedere, non si può promettere, ma posso solo ringraziare chi ci sta aiutando a sviluppare questo progetto, nella speranza che qualcosa di buono succeda, non solo certamente per l'azienda, io qui rappresento l'azienda in tanti modi, ma certamente per il Friuli, per i grandi talenti che il Friuli ha sempre espresso e attraverso i talenti friulani ai milioni di persone al mondo che possono beneficiare nel tempo dai farmaci che spero svilupperemo insieme. Tante grazie, adesso giuro che vado. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo circa 1 milione. Siamo in diretta ancora e in questo momento sta parlando il rappresentante dell'amministrazione di Graz proprio adesso. Pochi istanti fa si è concluso l'intervento fiume travolgente del professor Ferrari, assessore Zilli. Sì, è un'occasione meravigliosa per testimoniare un'eccellenza friulana nel mondo. Siamo fieri di averlo qui oggi, è un vulcano di idee, è un grandissimo scienziato che ancora ha ben saldi e legati i suoi nodi fondamentali e le sue radici in questa terra e torna molto spesso e confidiamo anche che possa sviluppare i progetti di cui stava parlando proprio nel nostro territorio. Noi ci stiamo ragionando insieme a lui. Ecco, tra l'altro ha dato una notizia, sta lavorando proprio per sviluppare qualcosa di importante proprio dalle nostre parti. Sì, è vero, è ancora tutto molto da definire, la questione è sul tavolo del Presidente Fedriga e di tutta la Giunta perché cerchiamo di fare in modo, con tutti i modi, di attrarre eccellenze qui o riportarle, come nel caso del professor Ferrari, per creare occasioni di crescita per il territorio. Assessore Zilli, che cosa la incuriosisce di più di questa Friuli Doc ritrovata nella sua normalità?
Mi incuriosisce tutto l'insieme di sapori e di grandi tradizioni che sappiamo mettere a tavola e l'orgoglio di questi friulani che ancora una volta sono sempre pronti a mettersi a disposizione con il volontariato per promuovere le loro attività e i loro prodotti. È chiaro che devo ancora fare un po' la passeggiata, la faremo dopo, ma invito tutti ad approfittare di questo weekend per godere della bontà dei nostri prodotti e far conoscere a tutti quello che è il Friuli. Grazie Assessore Zilli, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro anche a lei. Adesso è in corso la traduzione dei rappresentanti di oltre confine che appunto la Bertarelli sta intervistando e sta facendo la traduzione. Dass wir keine Maske mehr tragen müssen, dass wir die Abstände nicht mehr halten müssen, sondern dass wir wieder miteinander kommunizieren können. Und gerade in dieser Region, dieser Alpen-Adria-Region, sind die Menschen ähnlich und freuen sich, wenn irgendwo wieder was stattfindet. Und damit gratuliert auch die Stadt. Allora c'è l'intervento appunto degli ospiti austriaci, c'è Saluto Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, che tra l'altro è protagonista con alcuni eventi proprio a Friuli Doc. Sì, iniziamo stasera con un evento importante su Pasolini che racconta la sua terra in termini abbastanza maturi, quindi in un'età in cui aveva già maturato appunto tutta una serie di considerazioni molto interessanti che verranno messe in opera con il Teatro della Sete, proprio qui in Corte Morpurgo, a qualche passo da noi, e troveranno anche delle situazioni abbastanza interessanti accompagnate con musica e con disegni sul posto. Poi avremo nelle altre giornate Maman, che è il programma per bambini che viene sostanzialmente portato avanti anche in collaborazione, soprattutto in collaborazione con Telefriuli, e poi anche un gioco dedicato al frico, che è abbastanza interessante, che appunto si rifà al videogioco Pac-Man, che ha animato le nostre infanzie, ma comunque adesso animerà magari anche le infanzie dei nostri bambini che verranno insomma a far visita di Friuli Doc. E quindi us invinin ducju soradut fameis e soradut i frus. Vigneta vio di l'Arlef, l'Enga Furlana, e in plaza chi propit Libertad, ma soprattutto in Corte Morpurgo. Presidente, c'è qualcosa che a noi è molto caro, quella bandiera. Sì, a nos accompagna la bandiera dal Friuli ormai di qualche secolo, difatti insomma dal 1334 a far parte insomma della cultura e dall'identità furlana. In realtà il simbolo dell'Aquila è stato adottato in Chiemò prima, quindi 150 anni prima, ma dicono che a Chiappa in Chiemò il cuore di Ducchio e soprattutto a Nostin Ducchiadun. E quindi insomma l'Ucchiatin non nome per la festa della patria del Friuli, ma anche per tutte le manifestazioni come Friuli Doc. Grazie Presidente. Grazie a Watris e grazie soprattutto a Telefriuli. Grazie Presidente Cisilino. È salito sul palco il sindaco Ziberna, sentiamolo. Di un popolo, come un momento di grande festa, un momento di grande cultura che durerà tutto un anno, appunto, come è stato ricordato, il 2025, quando Gorizia e Nuova Gorizia saranno capitali europee della cultura, una straordinaria opportunità di promozione da Trieste a Pordenone, dal mare alla montagna per tutto il Friuli Venezia Giulia, una regione capace di esprimere tanto, tantissimo, se pensiamo in questi giorni, guardo il Presidente e Assessore, in questi giorni a Pordenone con Pordenone Regge, consentitemi di fare un po' di pubblicità, dal 29 settembre, che mi è scappata, dal 29 di settembre al 2 di ottobre, casualmente Gusti di Frontiera, abbiamo dovuto spostare di una settimana, ma la settimana subito dopo la Barcolana, anzi esprimo la vicinanza di tutti noi, sono certo al sindaco di Piazza che dovesse essere presente oggi, ahimè trattenuto per questa tragedia di queste bombe d'acqua che hanno colpito la città di Trieste. Perciò consentitemi, e chiudo davvero bellissimo quello slogan che avete individuato, io sono Friuli Venezia Giulia, bellissimo, eccezionale, io sono Friuli, io sono Venezia Giulia, io sono Friuli Venezia Giulia, viva il Friuli Venezia Giulia, buona festa a tutti. Grazie al sindaco Ziberna.
Lo sappiamo tutti che Friuli Doc è un concentrato di prodotti, ma anche di manodopera, di lavoro, e tutto si rifà a due aspetti fondamentali del nostro territorio, ma anche dell'economia, quello delle attività produttive, ma anche quello del turismo, che abbiamo scoperto aver raggiunto dei numeri incredibili in questo 2022 in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. E quindi chi è che tira le fila, chi è che coordina tutto a livello regionale? Il nostro assessore al turismo e alle attività produttive, Sergio Midiovini, che invitiamo ovviamente sul palcoscenico. Numeri di cui la stampa, i colleghi della stampa, che saluto perché sono sempre molto bravi e molto presenti, hanno appunto dichiarato, hanno resi noti nei giorni scorsi, e questo immagino che per il nostro assessore Sergio Midiovini sia un motivo di grande soddisfazione, che culmina proprio con questa edizione straordinaria di Friuli Doc, 28ª edizione. Buonasera Assessore. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Devo dire che chi mi ha preceduto è stato davvero bravo, due showman eccezionali, il professor Ferrari ma anche il sindaco di Gorizia si è difeso molto bene. Che dire, devo dire che la proverbiale fortuna che porta Fontanini anche quest'anno ha colpito, mettevano tuoni e fulmini, invece guarda, ci stanno ancora, il tempo ci sta dando ancora una tregua. Che dire, Udine, il Friuli Venezia Giulia, come ha detto lei, è cresciuta moltissimo quest'estate, ma davvero in maniera importante. Ecco, do un dato. Udine rispetto al 21 è con un più doppia cifra. Non vi do ancora il dato definitivo perché non ce l'abbiamo, però sale più del 10%, con delle presenze addirittura con degli arrivi record rispetto al 2019. Quindi si è fatto molto. Permettetemi di parlare poi di questa iniziativa, faccio i complimenti agli organizzatori. Davvero è bello intanto vedere la platea. C'è un sistema a Friuli Venezia Giulia oggi presente ad omaggiare il Friuli, ad omaggiare Udine. Guardate, Udine, Gorizia, le associazioni di categoria, i paesi Graz, Villacco, insomma un sistema per promuovere questo grandissimo evento, l'enogastronomia, ma non solo, perché vede, questo evento qua, questi 4 giorni di festa, di grande festa, hanno il compito di promuovere non solo il vino, il gran vino che il Friuli, professore, ha, ma davvero grande, buono, soprattutto buono, non solo i prodotti gastronomici eccellenti, il prosciutto, il montaggio, e chi più ne ha più ne metta, ma anche le bellezze proprio della cittadina. Quindi a lucro di tempo io mi fermo qua e auguro davvero una splendida edizione, un'edizione in crescita, e un ringraziamento, sapete a chi? A chi oggi magari non è sul palco, a chi oggi magari non è tra di noi, ma quelle persone che mandano avanti, ma non solo, le associazioni che si adoperano con davvero grande passione al fine di garantire la riuscita delle feste. Grazie e buon Friuli Doc a tutti. Grazie a lei Assessore. È un lavoro di tutti, è un lavoro in cui devono crederci le istituzioni però, perché senza il loro là nulla può succedere. La Regione ci ha creduto anche il Consiglio regionale, e perciò invitiamo a portare il suo saluto a questo bellissimo pubblico, a tutti gli operatori che ora sono già al lavoro, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Buonasera. Buonasera a tutti. Veramente con grande emozione, anche con grande orgoglio, bisogna dire, di questa friulanità, di questa straordinaria regione, caro Presidente, Governatore. Dobbiamo essere fieri di tutto quello che si è messo in moto nonostante tutto e quello che abbiamo passato. Essere oggi qui a inaugurare Friuli Doc vuol dire inaugurare la grande passione, la grande competenza, cioè questa è una festa che è vero che guarda al futuro, ma ha le basi sulle nostre radici, sulle nostre tradizioni, su quello che siamo capaci di fare e quello che riusciamo in qualche modo a dimostrare a tutto il mondo. L'ha detto il professor Ferrari, i friulani in giro per il mondo sono riconosciuti, è gente che ha saputo dare un segnale, è gente che in qualche modo ha tracciato anche in quei paesi che li hanno ospitati la grande tradizione, la grande identità, la grande forza che questo popolo straordinario fa. Allora dobbiamo dire una cosa, il mio augurio, portando il saluto del Consiglio regionale ai tanti consiglieri che vedo in platea, non li cito tutti, ma
vorrei insomma, perché siamo una squadra anche noi, Bordin, Di Bert, Mattiussi, Santoro, Jacob, non so se ne ho perso qualcuno, alzi la mano, ma per dire che è veramente un gioco di squadra. L'Assemblea regionale rappresenta tutta la nostra regione, rappresenta tutte le nostre sensibilità, tutta la nostra forza, che riesce a ottenere risultati straordinari quando lavora coesa e unita, così come tutti coloro dal primo all'ultimo lavorano per questa straordinaria festa che è la rappresentazione plastica del grande Friuli, e che vorrei questa festa, che è una festa chilometri zero, una festa che promuove i prodotti locali, che promuove l'artigianato, caro Tilatti, locale, che promuove la manifattura, vedo tanti imprenditori in prima linea nelle prime file, e quindi la capacità del grande lavoro. Ecco, vorrei che fosse anche il Friuli Doc dei giovani, vorrei che i giovani, guardando a questa regione, che è una regione che sa fare da sola, che può essere una risposta alla crisi della globalizzazione, che può essere in qualche modo la capacità di rilanciare dal basso, dalla radice, un grande segnale, ecco, sia quel segnale che venga raccolto dai giovani e possa attraverso i giovani portare il sogno del Friuli in giro per il mondo. Buon Friuli Doc a tutti! Verità assolute espresse con grande passione, Presidente, molto sentite, questo ci fa davvero piacere. Come abbiamo sentito, il sindaco Pietro Fontanini del Comune di Udine non può esserci, abbiamo già mandato il nostro saluto, so che ci sta seguendo in diretta, quindi ancora una volta ribadiamo il nostro saluto e il nostro augurio perché si rimetta al più presto. Con noi c'è il vice sindaco del Comune di Udine, Loris Michelin. Buonasera vice sindaco. Che bella la sua città. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Tanto porto i saluti ovviamente del sindaco Pietro Fontanini, che mi ha tanto pregato, l'ha detto prima Franz, di salutarvi tutti quanti. Dispiace che non sia presente per questi problemi personali. Io, diciamo, ormai avete detto tantissimo, no? Ormai è stato detto tutto, le eccellenze del Friuli condensate in questa grande festa, tutti i prodotti locali che vanno dalla montagna al mare e che vengono in qualche maniera espressi in questi bellissimi 3-4 giorni, sperando sempre che il tempo sia clemente, vengono veramente valorizzati, ed è un pregio, un vantaggio, un grande orgoglio che la città di Udine riesce ad esprimere proprio in questa che è l'evento eccezionale, no? È l'evento unico per quanto riguarda Udine, il più importante, voglio dire, unico nel senso che è il più importante. Io però volevo cogliere l'occasione per esprimere anche una solidarietà a tutti i lavoratori e a quelle imprese che sappiamo in questo periodo, in questi giorni, stanno soffrendo o per delocalizzazioni o per i problemi che hanno. Sono tantissimi lavoratori che in questo momento stanno soffrendo. So che la Regione e anche il Governo stanno intervenendo su questo, però permettetemi di dire e di fare un applauso di solidarietà a tutte queste persone. E con questo volevo anche dire che poi avrete modo, come tanti sapete di voi, di visitare anche luoghi diversi. Un ringraziamento lo devo fare, parlo del centro storico e non solo, a tutti quelli che sono qui presenti, tante autorità, soprattutto anche quelle militari che non sono state ricordate, che sono la grande forza in questa edizione, perché i volontari da tutte le parti che collaborano per il bene, per la sicurezza, la Croce Rossa, le associazioni varie, tutti quelli che hanno dato e stanno dando anche gli anni precedenti tutto quello che potevano e riescono a garantirci la sicurezza, è un evento in sicurezza, credo che vadano omaggiati e credo che venga riconosciuto loro questo grande interesse e soprattutto questo grande senso di volontarietà e di appartenenza. Il Friuli, sapete, l'abbiamo già detto, per noi qui a Udine è la dimostrazione non solo dei prodotti ma anche dell'artigianato e soprattutto della cultura
con vari eventi che si stanno e si svilupperanno in questi giorni. Voglio ringraziare il governatore Federica, che chiaramente poi chiuderà e sarà la massima espressione di questo evento. Voglio ringraziare anche il contributo importante di tutte le associazioni di categoria, artigiani, commercio eccetera, ma anche l'università che da sempre collabora. Voi sapete che noi abbiamo la grande fortuna di avere l'università a Udine, qui c'è il rettore, e veramente dobbiamo essere fieri, orgogliosi, perché anche questo è un fatto molto importante. Vi ringrazio e vi auguro a tutti un bel Friuli Doc. Oggi abbiamo addirittura un ospite dalla California, che ringrazio anche il professor Ferrari, ovviamente, che ha lavorato qui. Cos'è il Friuli Doc? Il Friuli Doc è sicuramente l'enogastronomia, è stato ricordato, è sicuramente cultura, è stato ricordato, però penso che rappresenti anche quei valori che sono fondamentali per quello che possiamo costruire da questa terra. Guardate, noi siamo una terra di innovazione, noi stiamo attirando moltissimi investimenti anche di multinazionali. Ma perché scelgono il Friuli Venezia Giulia? Sicuramente perché abbiamo fatto, credo, degli investimenti importanti sulla logistica, sulla ricerca, ma anche per le forza lavoro che può offrire questa terra, la professionalità che può offrire questa terra, che non è scontato. Io ho fatto poco tempo fa un viaggio negli Stati Uniti, sono andato anche dal Ralph Lauren a Brooklyn, nel Queens, che è la comunità che c'è a New York, e guarda, mi ha emozionato un fatto, che c'erano persone di una certa età che ricordavano a fatica l'italiano e il friulano, perché ormai parlavano da tanti anni in inglese, magari erano di seconda generazione. Però quello che mi hanno detto, Presidente, era bellissimo, perché chi non c'è stato io invito ad andare nel Queens a incontrare la nostra comunità, perché è una piccola e semplice sede associativa che viene pagata col finanziamento che ognuno mette un pochino di soldi. Hanno detto: guardate che New York, la più grande metropoli al mondo, la capitale economica del mondo, è stata costruita grazie alle braccia friulane. È stata costruita e i friulani hanno dato un'opportunità a quello che oggi è un punto di riferimento economico globale, l'hanno dato un'opportunità perché sono spostati, sono andati là, sicuramente per cercare nuove opportunità, ma per costruire nuove opportunità per quella terra. Quindi pensate alle capacità che noi possiamo esprimere qua, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Io sono presidente pro tempore, però sarò sempre cittadino di questa terra e sarò sempre orgoglioso di farne parte. Grazie mille. Grazie Presidente, queste parole veramente toccanti, va detto, quindi ci vuole il sentimento quando si tratta di eventi di questa levatura e che coinvolgono tante persone e dove abbiamo detto il valore dell'amicizia e dell'affetto è così forte. E per questo noi sappiamo che gli udinesi, ma tutti i friulani, sostengono la squadra bianconera, la squadra dell'Udinese che sta facendo furori, tutti ne parlano, non solo della vicina Austria. E quindi sul palco il mister Andrea Sottile Gerard Deulofeu per ricevere tutti i vostri applausi. Buonasera. Buonasera mister, buonasera. C'è un legame molto stretto tra l'Udinese Calcio e non solo gli udinesi, perché qui adesso lo vedete tanta gente, però non necessariamente tutti di Udine. Siete riusciti a riscaldare i cuori di tutti i friulani, poi dopo c'è chi ovviamente tifa il Pordenone, chi però l'Udinese è nei cuori di tutti, mister. Può accomodarsi a questo microfono. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Molto bello, molto orgoglioso di essere qui e di essere l'allenatore dell'Udinese, tra l'altro una squadra dove ho giocato tanti anni fa, togliendoci delle grandi soddisfazioni, quindi ho un legame particolare con la città e con la società. Ma sì, ho sentito tanti bellissimi interventi, ascoltavo con grande attenzione perché il mio lavoro è sicuramente di campo ma anche di comunicazione, di confronto con i calciatori. E mi fa piacere che è venuto fuori il senso di appartenenza
una forte identità. Il popolo friulano è sicuramente un popolo umile di lavoratori, questa regione funziona benissimo e si vede, la città è bellissima e soprattutto questa forte identità e il senso di appartenenza secondo me fa la differenza anche nelle squadre. E questi ragazzi che io ho la fortuna di allenare, una squadra forte, una squadra formata principalmente da ottimi calciatori di altissimo livello, ma soprattutto anche di grandi uomini, di grandi ragazzi, di leader che si sono calati proprio in questo senso di appartenenza. Quando indossano la maglia dell'Udinese hanno vibrazioni forti, hanno emozioni forti. Questo io lo vedo e lo sento prima di entrare in campo e credo che le prestazioni che stanno offrendo siano palesi, siano chiare. Questo gruppo scende in campo con grande umiltà e con un grande senso di appartenenza. Questo secondo me sta facendo la differenza. La correttezza e l'onestà intellettuale dei friulani si vede anche nella tifoseria, mister, vero? Vi sono sempre vicini. Ma sì, io li conosco molto bene, come dicevo prima ho avuto la fortuna di giocare qui per 4 anni, quindi il tifoso friulano è molto passionale, è molto attaccato ai colori. Abbiamo uno stadio, lo stadio, lo chiamerei Dacia Arena, non è uno stadio ma è lo stadio perché penso sia un impianto più bello d'Europa, uno tra i più belli d'Europa sicuramente, un gioiello veramente. Questo è un altro vanto, no? per la città, dove veramente quando entri dentro è veramente un'arena e complimenti ai nostri tifosi perché ci hanno trascinato in queste, soprattutto nelle ultime 2 partite, in una maniera straordinaria, quindi un plauso a loro. Sono veramente, come si dice, il 12° uomo in campo, ma non è retorica ma è la verità. Gerard, allora il sindaco Fontanini mi ha chiamata per dire: mi raccomando, devi estorcere una promessa, visto che avete asfaltato la Roma, il nostro sindaco vorrebbe che tu adesso promettessi che sarà così tutto il campionato. Prima di tutto ringraziare l'organizzazione dal Friuli Dog per esservi invitati qui. Veramente siamo molto orgogliosi di essere qui, di abitare qui in questa regione. Io particolarmente con la mia famiglia mi sento molto bene, una città di Udine che è la primordiale è il rispetto. Ci sentiamo molto bene e niente, auguro una grande Friuli Dog. Noi da nostra parte, da giocatori della società, sappiamo che indossare la maglia dall'Udinese, sappiamo la responsabilità che ci abbiamo e per questo vogliamo farvi godere ogni partita, ogni domenica allo stadio alla Dacia Arena. Grazie. Ecco, quindi visti i risultati, mi raccomando, non fatevi corteggiare successivamente da altre squadre, perché la qualità della vita che c'è a Udine non c'è altrove. Andrea, lei lo sa, no? Lo può testimoniare, quindi lunga vita a Sottile, ad Eulofeo, a Udine. Detto questo, so che avete un regalo per il nostro assessore Franz, quindi glielo consegnano in diretta. Sono molto onorato. Grazie, complimenti ancora perché come dicevamo prima già abbiamo questo gioiello che è lo Stadio Friuli, ma la partita di domenica contro la Roma è stata veramente qualcosa di emozionante e unico. Grazie ancora. Da indossare, assessore. Allora io mi sposto per far scattare una fotografia sul palco in maniera piuttosto spontanea a tutte le autorità presenti e adesso procediamo col taglio del nastro. Quindi invito ad avvicinarsi nuovamente il nostro presidente Federica, ovviamente, l'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia Sergio Midiobini, Maurizio Franz e il vice sindaco. Sono pronte le stelline e in rappresentanza anche della Stiria e dell'Austria per celebrare questo momento che sancisce l'inizio ufficiale di Friuli Doc 2022, 28ª edizione,
un'edizione che è iniziata, secondo tutti, credo, sotto i migliori auspici. E allora, in bocca al lupo a Friuli Doc 2022, vediamo chi ha le forbici, pronti per il taglio. Ci siamo, vice sindaco? Ci siamo tutti, anche l'Udinese, anche i nostri amici della Carinzia. E il taglio è avvenuto. Non ci rimane che augurare a tutti buon Friuli Doc 2022. Le autorità rimangano pure sul palco per gli ultimi scatti. Ci siamo emozionati con le loro parole, come hanno descritto, con tanto pathos, con tanto sentimento, quello che sarà e quello che ci aspetteremo in questa edizione. E veramente complimenti e congratulazioni agli organizzatori e ai protagonisti, anche a quelli che rimarranno dietro le quinte. Arrivederci a tutti. Bene, siamo riusciti a mandare in onda anche poco prima del telegiornale il taglio del nastro di questa edizione di Friuli Doc. Adesso chiudo, grazie a Francesco Snidero, linea al nostro telegiornale. Noi ci rivediamo alle 21 per una diretta di un'altra oretta qui da Udine, capitale di Friuli Doc. Alla prossima! Questa trasmissione è stata offerta da M. Orsella Case Prefabbricate.